Ciao, sono Christian e oggi rappresento la classe terza e la classe quarta della scuola primaria di Ariano nel Polesine. Benvenuti a una nuova puntata di Il mio amico canale. Oggi conosceremo il canale Brenta, detto The Flux. Passo la linea ai miei colleghi per gli approfondimenti. Buongiorno telespettatori, io sono Elisabetta, ci troviamo nel comune di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Il territorio si trova nel consorzio di bonifica Delta del Po. Questa zona dell'Italia è molto particolare, ha bisogno di essere curata. Ci troviamo vicino alla foce del fiume più grande d'Italia. Passo la linea ai miei colleghi. Buongiorno, mi chiamo Sara e sono qui per spiegarvi dove nasce il canale The Flux. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci arrivati. Il canale comincia nel comune di Ariano Polesine e inizia vicino al depuratore. Le sue acque quindi sono pulite e permettono la vita di animali e piante. Passo la linea ai miei colleghi. Ciao! Cari telespettatori, mi presento, sono Eleonora. Oggi vi parleremo dell'idrovera che si trova sul canale Brenta, chiamato The Flux. Il canale serve per l'irrigazione e dare da bere alle piante delle coltivazioni. Le acque di questo canale scorrono verso l'idrovera che solleva l'acqua verso l'alto per farle fare un salto. Il canale scorre fino all'idrovera di Cave Tramin, una vecchia idrovera che ora è il Museo della Bonifica. Passo la linea ai miei colleghi. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Richard e sono qui per parlarvi del canale The Flux. Nel suo percorso passa vicino agli scavi archeologici di San Basilio. In questi scavi si possono osservare reperti d'epoca romana. A quel tempo, grazie alla vicinanza di San Basilio al mare, si utilizzava la navigazione sui fiumi per fare scambi commerciali con gli altri popoli. Passo la linea ai miei colleghi, ciao a tutti. Grazie per averci seguito, spero che vi siate divertiti tanto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!